Il cantiere resterà aperto fino al prossimo 20 giugno. È partita l'opera di asfaltatura lungo via Erta, strada di collegamento a est-ovest in zona collinare del comune di Marostica tra i territori di Crosare e Pradipaldo. Qui per tutta la durata dei lavori sono istituiti dei divieti di circolazione e di sosta per esigenze di carattere tecnico. È un tratto di strada importante in quanto passa anche il pulmino scolastico. Siamo riusciti a appaltare i lavori che sono iniziati oggi, un importo lavori di 100.000 euro circa, che prevedono l'asfaltatura del tratto di 1 chilometro, la sistemazione della rete scolare e la realizzazione di alcune piazzole di interscambio. Queste piazzole, che saranno realizzate dove la larghezza della strada lo permetterà, sono necessarie per garantire una maggiore sicurezza ai veicoli. Fino al 20 giugno il transito sarà permesso solo ai residenti e ai mezzi di soccorso.